Mercoledì 16 ottobre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour tra Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda un accordo firmato tra USL numero 1 Dolomiti e Prefettura, telefono anti-aggressioni, siglato un patto per la tutela del personale sanitario negli ospedali, l'infermiera picchiata domenica ad Agordo è tornata al lavoro. Filo diretto pronto soccorso questura, basterà alzare la cornetta per poter parlare con un agente. Un filo diretto tra pronto soccorso e questura per segnalare aggressioni o altre situazioni pericolose. Per attivare l'intervento delle forze dell'ordine, l'operatore sanitario non dovrà nemmeno comporre un numero, basterà alzare la cornetta per parlare subito con la polizia. Qui l'agente di turno chiederà informazioni sull'accaduto prima di inviare in ospedale nel giro di un paio di minuti la volante a disposizione. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. La strage a Santo Stefano, Hutter chiuso il patteggiamento, potrà uscire durante il giorno, pena di 4 anni e 8 mesi per la morte di 3 persone. L'approfondimento di Michielli a pagina 18. Nelle cronache verso l'assemblea ANEF, Illing, Alleghe Cortina isolate, il collegamento è necessario. L'approfondimento di Dalmassa a pagina 19. Belluno, pestato dal branco, automobilista in ospedale. L'approfondimento di Contento a pagina 22. E sempre nelle cronache, viabilità, 5 tutor sulla 27 ma non sono omologati. L'approfondimento di Polonia, pagina 20. La foto di copertina invece ci porta tra Lamone e Sovramonte. Il punto sui lavori per la realizzazione della galleria di Palarossa sarà completata ad agosto 2025. Iniziato lo scavo. In questo scatto vediamo un operaio mentre osserva l'inizio dello scavo per la realizzazione della galleria di Palarossa. L'approfondimento di Milano a pagina 23. Strade imbandierate per i giochi, la provincia si prepara alle Olimpiadi 2026, Fondazione Cortina ha ricevuto un contributo dalla regione per posizionare bandiere e drappi sul territorio in vista dei giochi. L'approfondimento di Alessia Forzina, pagina 22. E il Corriere ci ricorda che mancano 478 giorni all'inizio degli Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. La politica regione, Zaia avanti sull'autonomia anche se la legge verrà abrogata. L'eventuale referendum sull'autonomia non fermerà il Veneto, lo ha detto ieri in Consiglio regionale il governatore Luca Zaia. Se salta la legge le intese possono essere fatte lo stesso. Opposizione all'attacco, nulla di concreto, solo retorica. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 2 e a pagina 3. Le dichiarazioni dei parlamentari, redditi 2024, Nordio al top, tra i veneti Ostellari ultimo. Il più ricco tra i parlamentari veneti è il ministro Carlo Nordio, 260.000 euro di reddito. In fondo alla classifica c'è il suo sottosegretario Andrea Ostellari con 89.000 euro. Il secondo classificato, l'elenco è ancora incompleto, per ora è Matteo Gelmetti di Fratelli d'Italia. L'approfondimento di Ferro a pagina 6. Questi dunque i richiami principali dedicati alla provincia di Belluno e al Veneto che troverete sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in principale è quella che abbiamo trovato anche sull'edizione del Corriere, filo diretto fra ospedale e polizia, firmato un documento in prefettura in caso di aggressioni. Una linea di emergenza farà arrivare gli agenti in 2-3 minuti. Stessa notizia, il giudice La Hutter in libertà vigilata può uscire di giorno. Santo Stefano, la tedesca della strage, resta in comunità terapeutica. Per ora la semi-infermità di Angelica Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio 2023 al volante di un Audi a Santo Stefano falciò e uccise Mattia Antoniello di nemmeno 2 anni, suo papà Marco di 47 e sua nonna Maria Grazia Zuin di 64 di Favaro Veneto, provincia di Venezia, è stata il pilastro sul quale la giudice ha appoggiato la sentenza del patteggiamento, 4 anni e 8 mesi di reclusione, concesso il beneficio della libertà vigilata con obbligo di soggiorno nella comunità terapeutica di Ronco all'Adige. L'approfondimento di Longhi a pagina 8. Belluno, Salesiani, obiettivo riportare i giovani all'oratorio. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 2. Zoldo, immigrazione di successo, la saga dei De Rocco. 113 anni di storia nel mondo del gelato artigianale portato nel mondo è la saga
della famiglia De Rocco della Val di Zoldo, che dall'emigrazione forzata è arrivata al successo professionale. Tutto iniziò con Arcangelo, che imparò a miscelare gli ingredienti della natura e a produrre il prelibato dolce, caricato poi su un carretto per partire alla volta del Friuli Venezia Giulia, dove iniziò l'attività di ambulante che proseguì per lungo tempo. Nel 1950 suo figlio Graziano continuò con il mestiere di gelatiere itinerante, dapprima a Sulmona, l'Aquila, per arrivare poi in Germania nel 66 aprendo l'Eiscafé De Rocco. L'approfondimento di Fontanive a pagina 7. A Oronzo, Popena, un rifugio da recuperare, c'è il progetto ma mancano i soldi. E ancora Belluno rimprovera 4 giovani rissa all'incrocio, attraversano la strada quando scatta il rosso, l'auto inchioda per evitarli e scoppia la rissa, protagonisti 6 ragazzi di cui 2 minori che se la prendono con l'automobilista colpevole di aver detto loro che si attraversa solo col verde. In pochi secondi i toni si alterano, il signore esce dall'auto, volano parole e insulti, i primi spintoni, poi un pugno, infine una bottiglia scagliata contro la macchina. L'approfondimento di Longhi a pagina 4. Feltre, il centro trasformato in un desolato parcheggio, l'approfondimento di Scartona a pagina 5. E ancora la foto di copertina: pallavolo, nuova divisa per la 3 che inizia domenica, Belluno Volley, sulla maglia il Duomo e le Dolomiti, come si può vedere da questo scatto. L'approfondimento a pagina 9. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Dolomiti record in trasferta, imbattuto da 400 minuti, il portiere Carraro non prende mai gol. Teatro, la stagione Tibe per famiglie torna a metà novembre. E ancora turismo, volo all'estate cortinese, trainano lusso e stranieri. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, un pacco natalizio ben fatto firmato da 5 Coop. Conterrà prodotti agroalimentari locali, ordini anche online. Tutte le informazioni potete trovarle cercando in internet la missione di Benfatto. Salesiani sfida su oratorio e famiglie, l'ordine celebra i 100 anni di presenza in città guardando al futuro, tornare ad aggregare i giovani ed educazione condivisa. Don Alberto, non sempre vengono qui per motivi religiosi, l'Agosti oggi accoglie 350 ragazzi e 80 della scuola dell'infanzia. Belluno, sostenibilità e lingue, 40 studenti in viaggio tra Londra e Barcellona. E adesso la notizia che ha aperto sia l'edizione del Gazzettino sia quella del Corriere delle Alpi: aggressioni in ospedale, filo diretto con la questura. Siglato il protocollo in prefettura per contrastare le violenze contro il personale. In 2-3 minuti dalla chiamata arriverà la volante, di notte attiva una sola entrata. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, ma per il momento funzionerà solo al pronto soccorso del San Martino. Molto partecipati degli operatori, i corsi per gestire le situazioni più delicate. Un posto di polizia in ogni pronto soccorso bellunese. Flaviano Giuliano: auspichiamo che la magistratura intervenga portando a giudizio i responsabili. Siamo a pagina 4 del Gazzettino di Belluno. Diverbio all'incrocio centrato da un pugno, aggressione ieri pomeriggio in città. Un automobilista riprende un gruppo di ragazzi che attraversano con il rosso. Per tutta risposta l'uomo viene colpito al volto e deve essere portato in ospedale. La polizia identifica i giovani, 2 minorenni. Dopo la recente rapina, nuovo episodio di microcriminalità nel cuore della città con adolescenti come protagonisti. Censimento degli stucchi del 6-700, anche Belluno entra nel progetto Interreg, sarà il Circolo Cultura e Stampa bellunese a coordinare la catalogazione. E ancora valutare il gradimento di Trillo anche tra chi non lo utilizza, la consigliera Cassola interroga la giunta sul trasporto urbano. Spostiamoci a Feltre, negozi chiusi, la causa non era l'isola pedonale, la rivincita di Perenzin. Questa giunta ha trasformato il centro in un parcheggio, ma il commercio scompare. Vediamo in questo scatto appunto una vetrina lungo Largo Castaldi chiusa, recentemente le chiusure sono aumentate. Fonzaso, Sinfonia 50, arte per riflettere sull'ambiente, progetto dell'Unione Europea ospitato da Dolomiti Hub per dare consapevolezza del mutato rapporto tra uomo e natura. Altre 2 notizie dal Feltrino, Fonzaso, il municipio serata con Sara Trevisan che affronterà gli incubi di un mostro. Feltre, fusione del BIM in aula, svolta per il territorio. Siamo ancora nel Feltrino, Seren del Grappa, Caupo, nuovo collegamento sullo Stizzon, avanti tutta, il sindaco conferma entro l'estate il progetto esecutivo. Valcanzoi, boom di presenze, ora il comune rifà i 2 punti, estate da incorniciare per il numero di presenze nonostante un violento. Progetto pronto per il manufatto, Serra ancora da ultimare quello per Umin.
Val di Zoldo, la notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina. De Rocco, gelatieri da 4 generazioni, attività avviata nel 1911 dal capostipite Arcangelo. Il figlio Graziano si trasferì in Germania, gli subentrò il nipote Guido. Oggi il locale è nelle mani del 35enne Luca, figlio di Giorgio, fratello di Guido, che lo gestisce insieme a 8 collaboratori. Longarone, Dolomie e Calvi, l'esordio in fiera è un vero investimento per il futuro. A Eureka, la prima uscita dopo la fusione tra le due scuole, tra gli alunni il confronto con il mondo delle aziende. Scusate. Siamo a pagina 8, Auronzo, rifugio Popena, recupero in vista. Studenti universitari propongono ipotesi di ricostruzione della struttura ridotta a ruderi a 2.214 metri sopra Misurina. Resta il nodo dei finanziamenti, l'opera costerebbe €1 milione, ma c'è anche il fronte di chi è contrario all'intervento. E vediamo appunto la situazione attuale del rifugio, che ovviamente, come potete vedere da questo scatto, è un rudere, e la ricostruzione di come si dovrebbe presentare questo stesso rifugio dopo l'intervento. Cresce la richiesta di lusso, negli alberghi ampezzani prevalgono gli stranieri. L'estate ha fatto registrare un tasso di occupazione dell'81% dai 4 stelle in su, aumento di 28 punti, notizia che ci porta a Cortina d'Ampezzo. E ancora a Santo Stefano, Hutter in libertà vigilata potrà uscire dalle 8 alle 20. Letto il dispositivo del patteggiamento, fuori dalla residenza protetta solo quando non sarà più socialmente pericolosa. La semi-infermità di Angela Hutter, la 33enne tedesca, è che il 6 luglio 2023 al volante di un'Audi nera in via Udine a Santo Stefano Falcioli uccise Mattia Antoniello di nemmeno 2 anni, suo papà Marco di 47 e sua nonna Maria Carazia Zuin di 64 di Faverò Veneto Venezia, è stata il pilastro sul quale la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Belluno Elisabetta Scolozzi ha appoggiato la sentenza del patteggiamento proposto dal GIP Simone Marcon la scorsa settimana. 4 anni e 8 mesi di reclusione e applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in via definitiva, con obbligo di soggiorno nella comunità terapeutica residenziale protetta Casa Don Giuseppe Girelli di Ronco all'Adige. Siamo in provincia di Verona, dove già ora si trova dopo un periodo iniziale trascorso nel carcere della Giudecca Venezia. Angelica Hutter dovrà sottoporsi al programma terapeutico prescritto dagli psichiatri e non potrà uscire da casa Girelli dalle 20 alle 8. Tutto questo fino a che il Tribunale di sorveglianza non accetterà il venir meno delle pericolosità sociale. Questa valutazione è affidata ai professionisti che seguono la Hutter nella struttura veronese ed avviene sulla base di colloqui, test oggettivi, esami clinici e comportamentali. Nessuna sbavatura dal punto di vista strettamente procedurale e giuridico, ha commentato ieri l'avvocato Alberto Berardi, che con lo studio di assistenza infortunistica 3A ha tutelato gli interessi dei familiari delle vittime, lasciando intendere che sotto il profilo strettamente umano qualche dubbio resta. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 17, stessa notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Filo diretto, questura, pronto soccorso, patto contro le aggressioni negli ospedali. E anche la notizia appena letta, Hutter confermato il patteggiamento, resta in clinica ma di giorno potrà uscire, accolta la pena di 4 anni e 8 mesi, obbligo di soggiorno in una casa di cura, non potrà allontanarsi dalle 20 alle 8. L'azienda di Limana, Epta-Costan, la manutenzione è sempre più digitale e green e ancora un'iniziativa del CSV, concorso di idee 2024, Belluno protagonista con 4 vincitori. Siamo a pagina 19, Cortina e lo Ski Civetta troppo isolati, Illing così non sono destinati a morire. Secondo il titolare della funivia del Falzarego bisogna investire maggiormente sugli impianti di risalita per sviluppare l'economia locale. Sicurezza stradale, tutto acceso nei prossimi giorni sulla 27, ecco dove sono i 5 occhi su chi corre, 3 in direzione nord, 2 verso sud, registrano i passaggi, calcolano la velocità media e multano chi va troppo veloce. Il caso gara del gas, scontro sui rimborsi, Belluno chiede 200.000 euro, il capoluogo era stazione appaltante e ha sostenuto spese in più, chi non paga sarà citato in giudizio. Indagini della polizia, automobilista aggredito dalla gang al semaforo, è accaduto ieri sera all'incrocio delle Gabelli, l'uomo li aveva sgridati perché avevano attraversato all'improvviso con il rosso. E continuiamo con Feltre, la notizia che ha aperto con il Feltrino, la notizia che ha aperto come foto di copertina, Palla Rossa, cominciata la perforazione, galleria terminata per l'agosto 2025, una quarantina di operai della Geo Vertical presenti in cantiere, esplosivi utilizzabili solo nella pancia della montagna.
Passo Croce Down, residence con 7 alloggi, sostituirà l'hotel Monte Avena. L'edificio in condizioni fatiscenti è oggetto di un progetto di riconversione edilizia. Resteranno in piedi solo i muri perimetrali, l'interno sarà ricostruito ex novo. Serena del Grappa, viadotto di Caupo da rifare, verifiche tecniche in corso. Santa Giustina, Intesa San Paolo se n'è andata, chiusa la filiale lungo la statale. Passiamo a pagina 25, forti, talentuose, professionali e belle sono le 3 donne del Piave d'Argento. Premiate a Busche, Giulia Capocchi, Laura Codene e Valentina Graziosi, volti televisivi che hanno diffuso la bellezza delle Dolomiti bellunesi. Cesio Maggiore, Lupo attacca Busche, prese di mira le capre dell'azienda dall'Asene, ancora Dolomiti Bus, Pullman perde gasolio da Feltre ad Agordo. Notizie anche da Arsier, chiusura notturna da stasera a martedì 29, notizia che interessa la galleria appunto che attraversa il paese. Il caso gatto bruciato sul marciapiede, si indaga per maltrattamenti, notizia che ci porta a Sedico, l'animale senza vita abbandonato di fronte al supermercato in via Belluno, il comune ha allertato carabinieri e servizio veterinario, partiti gli accertamenti. Sedico, cervo travolto e ucciso, appello per ridurre la velocità a Candater. E ancora Limana, dissesti a pianezze, cantieri addirittura, la minoranza plaude. Borgo Valbelluna, vaccino antinfluenzale, sabato seduta collettiva con i medici di famiglia. Il lutto invece che interessa la Valmorel, che piange Carla Casara per vocazione. Parliamo di Carla Vibani. Funerale oggi alle 14.30, gestiva la schierata, aveva solo 60 anni. Longarone, pagina 27, messi a punto gli incarichi della Fondazione Vajont, Fabio Coppiardi, vicepresidente accanto al sindaco, Manola Sacchette, segretaria, stimati 150.000 visitatori nei luoghi della catastrofe durante lo scorso anno. La frana del Toc verrà inserita tra i principali geositi dell'intero pianeta. Val di Zoldo, servizi ai residenti anziani, prolungato il progetto sociale, l'iniziativa Uno sguardo comune proseguirà almeno fino a metà novembre. De Pellegrini, il sindaco, già fatta domanda alla Fondazione Cari Verona per nuovi fondi. La scuola dell'Agordino piange Adriana Ben, maestra alla Burattini, si è spenta a 82 anni l'ex insegnante. Ancora da Val di Zoldo, il comune premia Arnoldo e Cost. Il comune di Val di Zoldo organizzerà una serata per rendere omaggio ai suoi sportivi che hanno raggiunto quest'anno importanti risultati agonistici. Parliamo di Lucia Arnoldo e Isacco Costa. A Gordino 8 consigli comunali da stasera fino a domenica. Turismo, Cortina va alla grande, boom degli hotel di alta gamma. Negli alberghi di lusso presenza in aumento del 28,1%, sono gli americani i clienti più affezionati. San Vito di Cadore, impianti Scoter, confermati i vertici, via libera la ricapitalizzazione, bocciata la richiesta del sindaco di rinviare l'elezione e inserire in consiglio l'ex presidente Albino Belli. Altre notizie dal Cadore, Vodo, il cavolo Cappuccio sarà il protagonista di questo weekend. Vigo di Cadore, i contributi alle famiglie per l'asilo Nido di Lozzo. Calalzo, benessere alimentare, parte un ciclo di incontri. E ancora Cortina, la vicinanza di Masolo per l'attivista Peruffo. Il consigliere regionale di Europa Verde, Renzo Masolo, esprime vicinanza all'attivista Alberto Peruffo, condannato a pagare 400 euro di multa per aver scritto su un pilone «Non torneranno i larici a Cortina da un pezzo». Per la rubrica Giorno e Notte, una chiave per leggere la vita, torna a teatro Comincio dai 3. La rassegna del TIB coinvolgerà tutte le fasce di età dei giovani bellunesi. Il cartellone si compone di 16 titoli e 25 repliche da novembre fino a marzo. Cultura e società protagonisti, il pianoforte Un amore a prima vista. Gianluca Bergamasco, 22enne di Sottomarina, ha vinto il premio Venezia allo studio I sacrifici e la felicità e ora si spalanca una carriera da concertista. Passiamo allo sport, pagina 34, parlato, vogliamo misurarci con le avversarie più toste, calcio di Serie D. Nell'anticipo di sabato la Dolomiti Bellunesi ospiterà la Virtus Ciserano Bergamo. Il giovane esterno spostarmi sulla fascia sinistra per me non è un problema. Avventure in Sardegna per Leo Bristotta, Cagliari sto bene, Belluno favorito, notizia in questo caso che interessa la pallavolo Serie 3 classe 2002, il figlio di Massimiliano nel maggio 2021 affrontò i rinoceronti nei playoff di B. Rugby giovanile tutte e tre vincenti, una giornata al top per le Under 16. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni varie, fasi di fenomeni sparsi più frequenti sulle zone occidentali e più modesti su quelle centro-orientali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.